E Capodanno è anche il momento dei discorsi che i leader politici rivolgono alle proprie nazioni e al mondo. Non tutti si sono già espressi, alcuni però hanno già rivolto auguri e auspici. Vediamo. Si presenta in rosso damascato Angela Merkel. Per la cancelliera è il 13° discorso di Capodanno, il primo però senza governo, e lei lo dice subito ai tedeschi. So che siete preoccupati per la tenuta della Germania, ma prometto, aggiunge la Merkel, di impegnarmi per una rapida formazione di una compagine governativa. La cancelliera poi rilancia l'asse privilegiato con Parigi. Germania e Francia, afferma, vogliono collaborare affinché il futuro sorrida all'Europa e insieme vogliono incarnare i valori europei. E proprio l'Europa, in presenza o absenza, con le sue ombre di instabilità, gli strappi e le ambizioni indipendentiste, torna in molti discorsi. In quello di Theresa May, per esempio. La premier britannica riassume i passi fin qui condotti per la messa in pratica della Brexit. La riuscita di questo processo sarà cruciale, afferma, ma non sarà l'unica ambizione del Regno Unito per l'anno prossimo. La premier promette un rafforzamento dell'economia, l'abbassamento del debito pubblico e poi investimenti in scuola, sanità e sicurezza. Dal cuore europeo Bruxelles parla il leader catalano in fuga Carles Puigdemont, che ha ricondotto l'attenzione sulla crisi che più di tutte nel 2017 ha mostrato il lato fragile dell'Europa, la disunione latente. Madrid, ha ricordato, deve restaurare il governo legittimo catalano, riconoscere il voto e avviare negoziati. Ed è invece un leader rafforzato e consapevole dei successi in Siria, il presidente russo Vladimir Putin. Ha augurato prosperità anche demografica. Spero, ha detto, che in Russia ci siano molte nascite l'anno prossimo. Un appello alla vita in un contesto mondiale di grande disequilibrio e precarietà. E uno sguardo a ritroso su questo 2017 lo lancia anche il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Quando sono entrato in carica, ha dichiarato, ho lanciato un appello per fare del 2017 un anno di pace. Purtroppo è accaduto esattamente il contrario. Guterres si è augurato un buon anno al mondo, ma ha ricordato che sul pianeta incombe un'allerta rossa per il peso dei dissidi e delle gravi crisi che lo attraversano.